Ora si registrerà la conferenza. Vai Niccolò. Bene, allora, intanto buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono Niccolò Tudoro della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e volevo appunto presentare questo ciclo di webinar sugli acquisti verdi che sono organizzati nel quadro del piano d'azione regionale sugli acquisti verdi 2018-2020. Questo ciclo di webinar si compone di 8 webinar in totale, i 4 sono stati calendarizzati, poi saranno presentati brevemente dall'architetto Vocino, mentre per quanto riguarda i secondi 4 sono in corso di calendarizzazione e verranno appunto pubblicizzati con la stessa forma con cui abbiamo pubblicizzato i primi 4. Si tratta di un'esperienza molto importante per noi perché all'interno appunto del piano d'azione regionale sugli acquisti verdi la formazione o comunque questo tipo di incontri rivestono un ruolo particolarmente importante per tutti quelli che sono gli operatori del settore. Come sapete, gli acquisti verdi sono una tematica molto specifica in via di evoluzione, perché comunque anche a livello di Ministero dell'Ambiente i criteri ambientali minimi vengono approvati e aggiornati ciclicamente di anno in anno, e quindi da quando appunto è stato introdotto anche l'obbligo all'interno del codice degli appalti, ma poi insomma entrerà la collega, l'architetto Vocino nell'argomento. Vedo dei messaggi di audio pessimo, non so se si tratta. Prova a parlare. No, io vi sento benissimo, quindi a chi ha problemi di audio comunico che a volte i wifi, se lavorate da casa, tendono ad essere a basso dato, quindi vi consiglio magari, se sentite a tratti, di spostarvi in punti più vicini al wifi di casa, insomma alla rete che utilizzate, perché io ad esempio sono qui e sento benissimo. Per qualsiasi cosa, comunque il mio numero adesso lo scriverò in chat, mi potete contattare lì. Bene, ottimo, grazie. Prima di salutarvi e di lasciare la parola all'architetto Vocino, un paio di comunicazioni di tipo tecnico-organizzativo. Mi chiedono appunto di segnalarvi la necessità, se possibile, di indicarci in chat nome, cognome e ufficio di appartenenza, perché faremo una specie di registro presenze virtuale, non avendo appunto la possibilità di per ovvi motivi di raccogliere le firme dei partecipanti, e siccome poi diciamo il sistema non individua sempre nome e cognome in modo preciso di chi sta partecipando al webinar, vi chiediamo appunto la cortesia di indicare in chat questo dato, in modo da consentirci appunto di registrare le presenze al webinar. E per quanto riguarda i colleghi dipendenti regionali, vi segnaliamo, questo era già presente nella comunicazione, che il webinar avrà anche dei crediti formativi con modalità poi pratiche che saranno illustrate dall'architetto Vocino, quindi appunto per chi intende inserire questa attività anche ai prossimi webinar all'interno della propria formazione avrà appunto questa possibilità. Bene, io adesso vi saluto, vi auguro buon webinar e lascio la parola all'architetto Vocino. Grazie a tutti. Grazie Niccolò. Spero mi sentiate tutti. Laura, se mi puoi dare un feedback? Sì, perfettamente.
Ok, benissimo. Allora, intanto mi presento, sono appunto Dana Vocino della Fondazione Ecosistemi e faccio parte del gruppo di lavoro del servizio di assistenza tecnica alla Regione Friuli Venezia Giulia per le attività appunto connesse con l'attuazione del piano di azione per il GPP della Regione. Alcune indicazioni che vanno a completare l'introduzione di Nicolò Tudorov, e in particolare vediamo se lo schermo procede. Ecco, ok. Allora, questi che vedete sono i primi 4 webinar che sono programmati nell'ambito di queste attività formative. Il primo appunto quello di oggi che riguarda sostanzialmente il nuovo codice degli appalti, quindi il Green Public Procurement all'interno del codice degli appalti a 4 anni dalla pubblicazione di quest'ultimo. Poi ci saranno nelle giornate di domani e di dopodomani ci saranno 2 webinar, prima parte e seconda parte, dedicata invece all'applicazione, all'integrazione di criteri sociali nelle procedure di gara. L'ultimo, il quarto webinar che è programmato per questi prossimi giorni è quello del 9 giugno che è focalizzato sulla metodologia del Life Cycle Costing, cioè l'LCC, che è uno diciamo, degli strumenti che il nostro codice degli appalti ci consente di utilizzare nelle nostre procedure di gara. Allora, ribadisco nuovamente la questione anche dei crediti formativi. Nella chat trovate il link per scaricare il test a risposta multipla che servirà, e questo è dedicato appunto solo, come diceva il dottor Tudorov, ai funzionari regionali. Serve il link a scaricare questo test che dovrete poi compilare e inviare entro domani all'indirizzo mail che vedete sempre in chat, e cioè acquistiverdi@regione.fvg.it. E veniamo al programma della giornata odierna del webinar di oggi. La sessione formativa durerà da adesso fino alle 11:30, quindi abbiamo quasi un'ora e mezza di webinar, e poi un'ultima mezz'ora invece dalle 11:30 alle 12 per le vostre domande, che potrete scrivere in chat, e quindi diciamo dedicheremo a quest'ultima parte a uno scambio anche di osservazioni sui contenuti del webinar. Allora, io inizierei a questo punto l'illustrazione del codice, sostanzialmente del codice degli appalti, iniziando però con una introduzione al Green Public Procurement e per fare un po' una panoramica, un quadro del GPP, del Green Public Procurement, nell'ambito delle politiche europee e poi della politica nazionale, ovvero sul piano di azione nazionale per il GPP. Allora, intanto molto brevemente che cosa significa intanto Green Public Procurement. Molti di voi conoscono già molto bene questa politica ambientale, ma magari è presente tra voi qualcuno che non ha ancora avuto modo di approfondire questo tema, quindi sarà una brevissima introduzione. Allora, intanto, che cosa significa Green Public Procurement? È un approccio strategico, se vogliamo, in base al quale le amministrazioni pubbliche integrano dei criteri ecologici all'interno delle procedure di gara, sia per l'acquisto di forniture che per l'affidamento di servizi e per l'affidamento di lavori. A che cosa serve il Green Public Procurement? Perché è importante e perché da tanti anni è una politica sulla quale l'Unione Europea spinge molto,
è una politica che serve ad incoraggiare la diffusione di tecnologie ambientali, di tecnologie a basso impatto ambientale, serve a sviluppare prodotti validi dal punto di vista appunto del loro profilo ambientale e serve a spingere il mercato a produrre, a costruire, a progettare delle soluzioni, dei prodotti quindi o dei servizi che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita. Questo del ciclo di vita è un concetto che è alla base del Green Public Procurement. Scusate, ho dei problemi di... Ecco, è alla base, dicevo, l'analisi del ciclo di vita o Life Cycle Assessment, LCA, è alla base della politica del Green Public Procurement perché analizzare i prodotti e i servizi, gli impatti ambientali di prodotti e servizi lungo tutto il loro ciclo di vita, cioè a partire dall'estrazione delle materie prime che mi occorrono per produrre quel prodotto fino alla fase di uso di quel prodotto e poi alla fase di dismissione finale o di fine vita, è un modo, è appunto un'analisi che serve per individuare e selezionare i migliori prodotti, quindi quei prodotti che hanno il minore impatto lungo tutto il ciclo di vita, lungo tutto il loro ciclo di vita. Ci sono delle metodologie e oggi ne accenneremo soltanto. La principale metodologia per l'analisi del ciclo di vita è uno standard, una norma internazionale che è la ISO 14040. Allora, perché dunque è importante il Green Public Procurement? Perché è importante che le pubbliche amministrazioni introducano nelle loro procedure di gara dei criteri ambientali minimi. Perché questo, come dicevamo, favorisce la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale lungo il loro ciclo di vita e quindi questa politica favorisce sostanzialmente il miglioramento delle filiere produttive, la riduzione degli impatti ambientali di tutte le filiere produttive che concorrono alla produzione appunto di prodotti o per i servizi o per i lavori, quindi per i lavori pubblici, per le opere pubbliche. Serve quindi, è una politica ambientale che incoraggia l'innovazione tecnologica, quella che fa riferimento agli aspetti ambientali dei prodotti e dei servizi. Quindi serve a innovare i prodotti e anche i processi industriali. Quindi è una politica ambientale che aiuta la conversione ecologica del nostro sistema produttivo sostanzialmente. Poi ha un altro scopo, un altro ruolo importante GPP che è quello di facilitare la riduzione delle spese della pubblica amministrazione perché introdurre dei criteri ambientali nelle procedure di gara della pubblica amministrazione aiuta a ridurre i costi lungo il ciclo di vita di questi prodotti o di questi servizi. Quindi è un'opportunità a livello regionale e quindi anche per i comuni, le comunità montane, gli enti parco e così via, perché diventa un vero e proprio strumento di politica ambientale e di politica anche industriale ed è considerato ormai a livello europeo, a livello nazionale, uno degli strumenti fondamentali per la razionalizzazione della spesa pubblica. Non ultimo diventa il GPP anche un modello per il buon comportamento dei cittadini e delle imprese, quindi la domanda che la pubblica amministrazione sviluppa di forniture di prodotti e servizi a basso impatto ambientale poi diventa anche un esempio per gli acquisti dei privati cittadini e quindi anche delle imprese. La politica del GPP nasce negli anni 90, alla fine degli anni 90, quando la Commissione europea pubblicò il libro verde sugli appalti pubblici nell'Unione Europea. Questo fu nel 1996, fu diciamo, il punto di partenza della politica del GPP. E successivamente sono state poi pubblicate
è stato poi pubblicato un manuale per gli acquisti verdi, questo che vedete qui a destra, cioè il manuale Buy Green della Commissione europea. Da quel momento in poi, da quel libro verde, poi sono state moltissime le comunicazioni, le direttive della Commissione europea, del Parlamento su questo strumento, e qui c'è un po' una carrellata di quali sono appunto le comunicazioni a partire dalla politica integrata dei prodotti, sviluppare il ciclo di vita, alla comunicazione della Commissione del 2008 sulla produzione e il consumo sostenibili e così via. Ve le cito soltanto e le potrete poi eventualmente andare a scaricarvele dai siti della Commissione, perché sono importanti un po' per capire qual è stato il percorso che è stato seguito fino ad oggi. Qui ne vedete le successive, a partire dalla comunicazione Europa 2020, una strategia per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'Unione Europea, dove il GPP era proprio individuato come uno degli strumenti fondamentali per la crescita appunto sostenibile dell'Unione Europea, fino ad arrivare, ne cito solo alcune, alla comunicazione 571 del 2011, che è fondamentale per il GPP, ed era la comunicazione per un'Europa, la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, dove anche qua il GPP è considerato uno degli strumenti fondamentali. Fino ad arrivare, seguo un po' questa carrellata, fino ad arrivare agli ultimi anni, quando a partire dal 2014 l'Unione Europea inizia a parlare di economia circolare e si arriva quindi al piano di azione dell'Unione Europea per l'economia circolare, in cui ancora una volta il GPP viene utilizzato, viene considerato appunto lo strumento cardine per attuare il piano di azione europeo. Qui alcuni elementi che riguardano appunto il piano europeo per l'economia circolare, in cui appunto il piano di azione, il GPP è appunto individuato come elemento fondamentale. Ma arriviamo invece a vedere come e in che modo all'interno dei Paesi membri dell'Unione Europea è iniziato ad essere sviluppato il Green Public Procurement, il manuale europeo Buy Green che vi facevo vedere all'inizio ha avuto diverse modifiche e integrazioni, quindi ce ne sono state 3. E poi è stata anche pubblicata nel 2011, sempre dalla Commissione europea, una linea guida sugli acquisti sociali, il buying social, per gli acquisti pubblici sostenibili. Nel 2015 sempre la Commissione ha pubblicato le linee guida per la redazione dei piani di azione nazionale nel 2005, scusate, e a partire dal 2009 la Commissione ha iniziato a pubblicare il cosiddetto toolkit europeo, cioè dei criteri ambientali comuni europei che potete trovare al link che vedete qui nella slide e di cui poi accennerò brevemente nel corso del webinar. In base alle linee guida per la redazione dei piani di azione nazionali, molti paesi europei hanno pubblicato i PAN GPP, cioè i piani di azione nazionale per il GPP, e alcune regioni in Italia, a partire dalla Sardegna nel 2009, poi l'Emilia Romagna, il Lazio e così via, e anche la regione Friuli Venezia Giulia, hanno poi pubblicato un proprio piano di azione regionale per il GPP. In Italia la politica ambientale del GPP ha avuto una evoluzione particolare rispetto agli altri paesi europei, perché fino al 2015
Il GPP, come in tutti gli altri paesi europei, è stata sempre una politica di tipo volontario, e nel nostro piano di azione nazionale, che poi vedremo, del Ministero dell'Ambiente per il GPP, dal 2008 al 2013 era previsto, diciamo, l'obiettivo che era previsto dal Ministero dell'Ambiente era di rendere almeno il 50% degli acquisti pubblici della pubblica amministrazione, appunto almeno il 50% dovevano diventare degli acquisti verdi, quindi doveva essere applicato il GPP almeno al 50% delle procedure di gara pubbliche. Poi in realtà questo obiettivo non si è mai raggiunto, perché siamo riusciti ad arrivare a un 9-10% di adozione appunto di criteri ambientali minimi all'interno delle procedure di gara, ed è per questo motivo, per questa scarsa, diciamo, propensione della pubblica amministrazione ad utilizzare i criteri ambientali minimi, che con il collegato ambientale del 2015, cioè la legge poi convertita in legge 221 del 2015, si è passati ad un obbligo parziale di applicazione dei criteri ambientali minimi. Infatti quella legge prevedeva che ci fosse un obbligo di integrazione dei criteri ambientali minimi per beni, servizi e opere, ci fosse un obbligo totale, quindi al 100% per i beni, servizi e opere connessi all'emissione di gas serra, quindi i servizi energetici, l'acquisto di veicoli, l'acquisto di computer e così via. Mentre per tutte le altre categorie di beni e servizi, perché le opere rientravano comunque nell'obbligo, quindi di utilizzo dei criteri ambientali minimi, per le altre categorie di forniture e di servizi, dicevo, l'obbligo invece era limitato al 50% degli acquisti di un ente pubblico. Con il nuovo codice dei contratti pubblici, con in particolare poi col correttivo, quindi nel 2016 si è passati invece all'obbligo totale di applicazione dei CAM, dei criteri ambientali minimi, nelle procedure di gara. Questo obbligo in Europa è previsto solo in Italia, quindi in tutti gli altri paesi europei non c'è un obbligo di integrazione dei criteri ambientali minimi nelle procedure di gara, resta una politica di tipo volontario. Come accennavo prima, il Ministero dell'Ambiente nel 2008 pubblica il suo primo piano per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, PAN-GPP, Piano di Azione Nazionale per il Green Public Procurement. Questo piano è stato aggiornato nel 2013 e però a partire dal 2011 in poi il Ministero dell'Ambiente ha via via pubblicato dei decreti ministeriali che adottano appunto dei criteri ambientali minimi per diverse categorie merceologiche. Un passaggio fondamentale c'è stato poi nel 2012, quando il Ministero dell'Ambiente, e anche su questo faremo alcuni cenni più avanti, ha pubblicato nel 2012 un decreto ministeriale. Ci sono delle linee guida per l'integrazione degli aspetti sociali nelle procedure di gara. Questo degli aspetti sociali, dei criteri sociali nelle procedure di gara, sarà poi oggetto dei webinar di domani e di dopodomani. Allora, intanto il PAN-GPP chiama la pubblica amministrazione appunto ad applicare i criteri ambientali minimi, e poi vedremo appunto nell'esame del codice degli appalti che cosa significa. Allora, chi sono gli enti, quali sono gli enti che devono applicare il codice dei contratti pubblici? Il PAN-GPP ovviamente sottolinea che tutte le pubbliche amministrazioni, dalle amministrazioni centrali alle presidenze del Consiglio e ai ministeri, le regioni, i comuni, comunità montane, enti parco e così via, enti e imprese che erogano servizi di tipo pubblico,
le centrali di committenza ovviamente e così via, sono obbligate a integrare nelle proprie procedure di gara i criteri ambientali minimi. I settori di attività economica che sono ritenuti strategici all'interno del PAN GPP del Ministero dell'Ambiente sono questi che vedete, dall'edilizia ai servizi energetici, ai servizi di gestione degli edifici, tutti gli acquisti che riguardano arredo urbano, elettronica, cancelleria, i servizi urbani al territorio, i trasporti, la gestione dei rifiuti, la ristorazione, quindi le mense, e poi il settore del tessile e delle calzature. Questi sono i settori che dal punto di vista degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita sono considerati dal Ministero dell'Ambiente, ma poi ovviamente anche dalla Commissione europea, dall'Unione Europea, nelle varie comunicazioni che vedevamo prima, sono considerati i settori in cui è necessario intervenire attraverso il Green Public Procurement per ridurre appunto gli impatti delle filiere produttive e per razionalizzare gli acquisti. I CAM, una brevissima cenno su come vengono definiti e approvati i criteri ambientali minimi. C'è una procedura di definizione dei CAM e di approvazione di questi CAM molto complessa, perché ci sono dei gruppi sono costituiti presso il Ministero dell'Ambiente per ciascun CAM dei gruppi di esperti multi-stakeholder che sono ovviamente formati tanto da rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, dell'ISPRA, di Consip, ma soprattutto partecipano a questi tavoli i produttori dei beni e dei servizi e anche per quanto riguarda ad esempio i lavori pubblici, sono costituiti anche dai produttori dei materiali da costruzione che quindi partecipano alla stesura degli stessi CAM. Poi c'è una procedura di approvazione, di valutazione e verifica da parte degli uffici legislativi del Ministero dell'Ambiente fino ad arrivare appunto alla pubblicazione dei decreti ministeriali. Finora i CAM che il Ministero dell'Ambiente è riuscito a pubblicare sono 18, sono questi che vedete nella slide, e subiscono nel corso degli anni, in questi anni hanno subito anche molte diverse revisioni e modifiche e integrazioni questi decreti ministeriali, perché il CAM, i criteri ambientali minimi, hanno bisogno appunto di essere aggiornati anche in relazione a come cambia il mercato di questi prodotti. Serve revisionarli perché per certe categorie merceologiche ci sono delle innovazioni di processo di prodotto che rendono i prodotti e i servizi ancora più performanti dal punto di vista ambientale, e quindi in questo caso il Ministero dell'Ambiente aggiorna i criteri ambientali minimi. Questi sono invece l'elenco dei criteri ambientali comuni europei, il cosiddetto toolkit europeo di cui vi accennavo all'inizio, e sono diversi criteri ambientali su diverse appunto categorie merceologiche e possono essere utilizzati. Per esempio ci sono alcuni tipi alcune categorie merceologiche che non sono state ancora pubblicate dal Ministero dell'Ambiente, e quindi la pubblica amministrazione può utilizzarli per introdurre dei criteri minimi all'interno delle procedure di gara, quindi anche se non ci sono dei CAM pubblicati dal Ministero dell'Ambiente. E poi vedremo come si può introdurre specifiche tecniche che non sono state ancora appunto pubblicate dal Ministero. Chiudo questa breve introduzione per dire che i criteri ambientali minimi, che tutti i criteri ambientali minimi pubblicati dal Ministero hanno una impostazione simile, un'impostazione comune, e sono tutti finalizzati a raggiungere questi 5 obiettivi ambientali: la riduzione dei flussi di energia e di materia,
la sostituzione di fonti energetiche non rinnovabili con fonti energetiche rinnovabili, la riduzione o eliminazione dell'uso di sostanze chimiche pericolose nei processi produttivi dei prodotti e l'aumento l'incremento dei processi di recupero, riciclo e di riuso ovviamente per una riduzione dei rifiuti nel ciclo di vita dei prodotti e dei servizi e infine l'ultimo obiettivo è quello della riduzione delle emissioni e dei reflui e per quanto riguarda le emissioni ovviamente prima di tutto dei gas climalteranti. Dopo questa brevissima introduzione al GPP per avere un po' un quadro di quello che in questi 15 anni è successo insomma a partire da quel primo libro verde sul GPP del 1996, vediamo adesso alcuni elementi fondamentali che ci aiutano a definire delle procedure di gara corrette dal punto di vista dell'integrazione appunto dei criteri ambientali minimi. Per farlo vedremo adesso alcuni degli articoli del Codice dei contratti pubblici, sono una decina di articoli, ma in particolare poi ci soffermeremo su 4 articoli in particolare, cioè il 68 specifiche tecniche, l'83 che sono i criteri di selezione, il 95 per i criteri di aggiudicazione e poi l'articolo 100 che riguarda le condizioni di esecuzione dell'appalto. Questi sono infatti gli elementi principali che sono contenuti in tutti i CAM pubblicati dal Ministero dell'Ambiente. Ma iniziamo questa carrellata del codice dei contratti intanto con l'articolo 3 dove appunto è l'articolo delle definizioni nel codice dei contratti pubblici in cui in questa lettera, in questo quadro H è definito il ciclo di vita. Abbiamo visto che il ciclo di vita è alla base del Green Public Procurement e quindi anche delle nostre procedure di gara. L'articolo 3 lo definisce come tutte le fasi consecutive o interconnesse, comprese la ricerca e lo sviluppo di prodotti, di servizi e così via, compresa anche la produzione, il trasporto, l'utilizzazione, quindi la fase di uso e la manutenzione della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione della materia prima, quindi dall'estrazione della materia prima che mi occorre per produrre quel prodotto o quel servizio, o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento finale e smaltimento o smantellamento finale del prodotto o alla fine del servizio. Il concetto di ciclo di vita è stato introdotto dalla direttiva 24 del 2014, che è la direttiva sui contratti pubblici, e quindi è stata inclusa all'interno del codice degli appalti, nel nostro codice dei contratti pubblici, è stata introdotta in maniera, per così dire, per ora soft. Poi probabilmente l'analisi del ciclo di vita nelle eventuali successive modifiche e integrazioni del codice sarà diciamo, introdotto in maniera più consistente diciamo, e obbligatoria anche per certi aspetti. Ma andiamo all'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti e delle concessioni, solo per dire che il comma 1, e cioè che l'affidamento appunto di appalti deve svolgersi nel rispetto di principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, come sappiamo, ma il comma 2 sancisce che il principio di economicità che vedevamo
può essere subordinato dalle stazioni appaltanti anche a criteri sociali relativi alla tutela della salute e a criteri che riguardano l'ambiente, il patrimonio culturale e così via. Quindi il principio di economicità non può essere, diciamo, un elemento per evitare, diciamo, l'introduzione di criteri ambientali e sociali all'interno delle procedure di gara, anche se poi comunque in questi 15 anni sappiamo che il gap tra i costi di un prodotto o un servizio di tipo convenzionale il gap si è totalmente ridotto rispetto appunto ai costi invece di un prodotto o di un servizio a basso impatto ambientale. Ma veniamo all'articolo 34, che è l'articolo che introduce nel nostro codice dei contratti pubblici l'obbligatorietà dell'introduzione all'interno delle procedure di gara dei CAM, dei criteri ambientali minimi. Infatti l'articolo 34, criteri di sostenibilità energetica e ambientale, stabilisce che le stazioni appaltanti debbano contribuire agli obiettivi ambientali del PAN GPP, cioè del piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblicazione del Ministero dell'Ambiente, attraverso l'inserimento, quindi obbligatoriamente attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM pubblicati del Ministero dell'Ambiente. Quindi già qua vediamo che l'obbligo sussiste nelle procedure di gara, ripetiamo, per forniture, servizi e per lavori pubblici, sussiste per l'obbligo per le parti che all'interno dei CAM si riferiscono alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali. Il comma 2 ci dice inoltre che i criteri premianti, cioè che i CAM sono tenuti in considerazione anche per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi poi dell'articolo 95 che vedremo. Quindi per i criteri premianti, come vedete, il legislatore non utilizza gli stessi termini che ha utilizzato nel comma 1, ma dice semplicemente sono tenuti in considerazione. Che cosa significa? È obbligatorio o non sono obbligatori o non sono obbligatori i criteri premianti, cioè i criteri di aggiudicazione che voi trovate nei CAM del Ministero dell'Ambiente? Su questa locuzione sono tenuti in considerazione significa che ovviamente i criteri premianti indicati dai CAM vanno ad integrare altri criteri di aggiudicazione presenti e definiti anzi dalla stazione appaltante per le proprie procedure di gara aggiudicate ad offerta economicamente più vantaggiosa. È la stazione appaltante che deve stabilire quanti e quali dei criteri premianti indicati dai CAM devono essere introdotti appunto tra i criteri di aggiudicazione. Quindi per i criteri premianti c'è una diciamo, maggiore libertà da parte delle stazioni appaltanti. Questo è anche un tema che è stato trattato in una delle sentenze che adesso poi che tra poco vedremo. Proseguendo l'articolo 34, cioè il secondo capoverso del comma 2, ci dice però un'altra cosa, e cioè ci dice che l'obbligo, qui è saltato la frase, cioè l'obbligo di cui ai commi 1 e 2, e quindi sembra che i criteri premianti anche rientrino in questo obbligo. Quindi c'è una certa incertezza anche di interpretazione sull'obbligatorietà dei criteri premianti. Poi vedremo e chiariremo meglio questo concetto. Comunque l'obbligo si applica ad affidamenti di qualunque importo e per il 100% del valore a base d'asta. Questo è appunto, come vedevamo in qualche slide precedente,
è il punto in cui il codice degli appalti obbliga le stazioni appaltanti ad utilizzare i criteri di sostenibilità ambientale per affidamenti di qualunque importo, anche per affidamenti diretti, anche per affidamenti al prezzo più basso. Poi vedremo in che modo anche affidamenti, quindi sopra soglia, sotto soglia, vanno applicati sempre i CAM che sono ovviamente pubblicati dal Ministero dell'Ambiente. Sempre in questo comma 2, in questa parte finale del comma 2, c'è un elemento che riguarda invece il CAM edilizia in particolare. Il codice degli appalti qui ci dice che per gli interventi di ristrutturazione i CAM, i criteri ambientali minimi dell'edilizia, sono tenuti in considerazione per quanto possibile in base a dei criteri che sono definiti dal Ministero dell'Ambiente. Il Ministero dell'Ambiente li ha definiti questi criteri all'interno dell'ultimo decreto ministeriale del CAM edilizia, che è quello dell'11 ottobre del 2017, quindi non andate a cercare da nessun'altra parte questi criteri definiti dal Ministero dell'Ambiente, perché sono dentro il DM, dentro il CAM edilizia stesso, e sostanzialmente per interventi di ristrutturazione il Ministero dell'Ambiente stabilisce una deroga nel caso di interventi di ristrutturazione solo nel caso di due specifiche tecniche. Quindi poi, se avremo modo di approfondire il tema sul CAM edilizia, andremo anche a vedere quali sono queste deroghe. Ma vediamo adesso, con l'aiuto di alcune sentenze, le questioni relative alla obbligatorietà o meno di introduzione dei criteri ambientali minimi nelle procedure di gara. Allora, in questa sentenza del TAR Veneto del 2019, la stazione, c'è stato un ricorso che era stato presentato perché la stazione appaltante proprio nei documenti di gara non aveva inserito il riferimento ai criteri ambientali minimi, quindi non c'erano le specifiche tecniche del CAM nei documenti di gara, non c'era la richiesta dei mezzi di prova che sono presenti in tutti i CAM, e la richiesta dei mezzi di prova è stata fatta dalla stazione appaltante solo dopo l'aggiudicazione provvisoria, e non c'erano neanche i criteri premianti dei CAM come appunto criteri di aggiudicazione. Quindi la stazione appaltante sostanzialmente aveva ignorato del tutto i CAM del Ministero dell'Ambiente. Però la sentenza, che cosa ha chiarito? La sentenza del TAR Veneto ha chiarito una cosa fondamentale, cioè che l'obbligo di rispettare i CAM deriva direttamente dall'articolo 34, che è una norma imperativa e cogente, e che anche se la stazione appaltante non indica i CAM in maniera espressa negli atti di gara, l'obbligo di presentare offerte con i CAM, conformi ai CAM, l'obbligo sussiste comunque. L'aggiudicatario provvisorio, fortunatamente per questa stazione appaltante, aveva comunque offerto dei prodotti che erano conformi ai CAM, e dunque proprio perché anche gli operatori economici che partecipano alle gare debbono comunque presentare e offrire prodotti e servizi che siano conformi ai criteri ambientali minimi, anche se la stazione appaltante se ne dimentica nella stesura degli atti di gara. Per quanto riguarda invece la questione dei criteri premianti, cioè del fatto che tra i criteri di aggiudicazione di questa gara non erano presenti criteri premianti del Ministero dell'Ambiente, presenti in quel CAM, il giudice del TAR Veneto dice che i criteri devono essere tenuti in considerazione tra i criteri appunto di aggiudicazione, ma questo, dice il giudice, non comporta nessun obbligo né una rigida corrispondenza
tra i criteri premianti e i criteri appunto di valutazione delle offerte. Quindi per il Tar Veneto non deve esserci una assoluta corrispondenza, quindi può eventualmente anche la stazione appaltante indicare dei criteri, sicuramente dei criteri ambientali, ma non deve esserci appunto questa corrispondenza con i criteri premianti del CAM. Vediamo adesso invece un altro caso che riguarda il comune di Firenze e siamo ad una gara per la fornitura di apparecchi di illuminazione. In questo caso la stazione appaltante aveva sì inserito i criteri ambientali minimi per l'illuminazione pubblica all'interno dei documenti di gara, però poi aveva giudicato la gara ad un operatore che invece proponeva una fornitura assolutamente non conforme ai CAM. In questo caso il TAR Toscana ha ovviamente annullato la procedura, di annullato la gara, e perché ovviamente appunto la fornitura poi non era conforme. Quindi dice: il TAR è viziata la condotta della stazione appaltante che non ravvisa a carico dell'offerta aggiudicataria il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche prescritte dal CAM. Il Consiglio di Stato poi, sempre nel 2019, nell'aprile del 2019, in merito ad una gara dell'Università di Milano per la fornitura di arredi per dei laboratori scientifici, in questo caso c'era stato un ricorso perché non esiste un CAM del Ministero dell'Ambiente per allestimenti, per arredi di laboratori scientifici. Quindi diciamo, il concorrente che ha fatto ricorso obiettava sul fatto che la gara poi era stata aggiudicata tenendo conto dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni. Il Consiglio di Stato in questo caso ha detto una cosa molto importante, e cioè che si può ricorrere sostanzialmente ai criteri ambientali minimi del Ministero dell'Ambiente in appalti per i quali non sono previsti, non sono pubblicati dal Ministero dell'Ambiente degli specifici CAM. Questo che cosa significa? Significa che le stazioni appaltanti possono, anche se nei CAM l'oggetto del loro appalto non è specificatamente ed esplicitamente individuato nell'oggetto appunto dell'appalto, le stazioni appaltanti possono però, per categorie merceologiche simili, ovviamente, come in questo caso arredi per interni o arredi per laboratori scientifici, la stazione appaltante può utilizzare specifiche tecniche o criteri premianti che sono pubblicati dal Ministero dell'Ambiente. Vediamo adesso invece tre articoli del codice dei contratti che ci aiutano a predisporre appunto i bandi di gara, i documenti di gara. Allora, un cenno vorrei fare all'articolo 66, consultazioni preliminari di mercato, e poi vedremo invece gli articoli 68 e 69, che sono quelli che ci servono per la corretta stesura degli atti di gara. Allora, l'articolo 66 perché è importante? È l'articolo sulle consultazioni preliminari di mercato. Il codice dei contratti dice in questo articolo sostanzialmente che è facoltà delle stazioni appaltanti svolgere delle consultazioni di mercato per preparare in maniera corretta l'appalto, e anche
per informare gli operatori economici che appunto la stazione appaltante ha in programma delle procedure di gara. Perché dal punto di vista del Green Public Procurement è importante la consultazione preliminare del mercato? Perché per alcune categorie merceologiche e in alcune aree, alcune regioni del nostro paese non c'è ancora un mercato molto sviluppato di questi prodotti e servizi a basso impatto ambientale. Quindi serve la consultazione preliminare di mercato sia a capire appunto quanto è maturo il mercato di questi prodotti e servizi a basso impatto ambientale nella nostra regione, e anche per esempio per capire e definire un importo a base d'asta che sia congruo rispetto ai prezzi di mercato dei prodotti e servizi a basso impatto ambientale. Questo è molto importante, tanto che il TAR Lombardia, ad esempio, già a febbraio del 2018 ha annullato un bando di gara del Ministero di Grazia e Giustizia che riguardava una fornitura di derrate alimentari, perché sostanzialmente questa stazione appaltante ha scritto un bando, un capitolato che non chiariva chiariva in maniera esaustiva l'oggetto dell'appalto. Non conoscendo il mercato di questi prodotti alimentari a basso impatto ambientale, quindi che sono conformi al CAM ristorazione, il Ministero di Grazia e Giustizia ha prodotto un bando di gara, un capitolato in cui stabiliva intanto dei prezzi non congrui, che non si avvicinavano neanche minimamente ai prezzi poi ragionevoli di mercato, e quindi il TAR Lombardia ha annullato questo bando di ristorazione per mancanza di una preventiva e approfondita istruttoria che doveva verificare la disponibilità, perché alcuni prodotti nel 2018 non erano neanche ancora disponibili con le caratteristiche CAM sul mercato, e soprattutto la congruità con il prezzo posto a base d'asta. Quindi l'annullamento è stato sancito dal TAR Lombardia per violazione e falsa applicazione dell'articolo 34 e per l'impossibilità della prestazione richiesta, quindi con una possibile ovviamente conseguenza di alterazione della concorrenza. Quindi capire qual è il mercato di prodotti e servizi a basso ambientale che abbiamo di fronte è fondamentale per evitare di costruire un bando non applicabile. E veniamo adesso ai due articoli fondamentali del nostro codice dei contratti che ci aiutano a costruire correttamente, come dicevo prima, i nostri documenti progettuali e di gara con i CAM. I CAM sono costruiti in base all'articolo 68 e all'articolo 69 che vedremo poi, e poi anche all'articolo 83 e all'articolo 100 che abbiamo visto nel nostro indice del codice dei contratti. Allora, l'articolo 68 ci dice delle cose fondamentali per la costruzione dei nostri capitolati di gara, e cioè che le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi e forniture. Dal punto di vista del GPP, il successivo capoverso ci dice che queste caratteristiche possono riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o di prestazione dei lavori, delle forniture e dei servizi, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita.
cioè la fase di estrazione della materia prima, la fase di uso, la fase di fine vita e così via, anche se questi fattori non sono parte integrante, parte del loro contenuto sostanziale, purché ovviamente siano collegati all'oggetto dell'appalto. Che cosa significa questo? Significa che nei nostri capitolati di gara, quando dobbiamo effettuare l'acquisto di una fornitura o l'affidamento di un servizio, possiamo individuare, possiamo inserire all'interno del nostro capitolato delle specifiche tecniche che riguardano una qualsiasi delle fasi del ciclo di vita del prodotto o del servizio. Quindi possiamo richiedere, adesso vedremo alcuni esempi, possiamo richiedere che il prodotto o il servizio abbia delle caratteristiche particolari dal punto di vista ambientali, anche se non sono legate al prodotto in sé. Ovviamente queste specifiche tecniche devono comunque consentire pari accesso agli operatori economici e non devono comportare ovviamente direttamente o indirettamente degli ostacoli ingiustificati alla libera concorrenza. Quindi devono essere delle specifiche tecniche che sono anche proporzionate anche all'appalto, quindi al valore dell'appalto e alla complessità del prodotto e o del servizio che stiamo richiedendo al mercato. Un altro elemento indicato dall'articolo 68 nel comma 5. Il comma 5 ci dice in che modo possiamo formulare all'interno dei nostri documenti di gara queste specifiche tecniche, e a noi ovviamente interessano le specifiche tecniche tipo ambientali. E è la stessa cosa che troviamo nei CAM, nelle specifiche tecniche che sono all'interno dei CAM del Ministero dell'Ambiente, e cioè le specifiche tecniche possono essere espresse nei documenti di gara sostanzialmente in due modi: o in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, oppure facendo riferimento a delle norme tecniche. Nel primo caso che cosa significa? Significa che possiamo diciamo, richiedere delle caratteristiche appunto prestazionali di tipo ambientale o dei requisiti ambientali che però devono comunque essere espresse in maniera chiara, in modo che l'operatore economico capisca in modo chiaro che cosa il documento di gara gli sta richiedendo. Quindi devono esserci dei parametri oggettivi e sufficientemente precisi per consentire agli offerenti di capire quali sono le caratteristiche del prodotto o del servizio che devono essere presenti nell'offerta. L'altra modalità, dicevo, è quello di far riferimento a delle norme tecniche, cioè semplicemente riferendosi a norme nazionali, internazionali, omologazioni tecniche e così via, si può diciamo, esprimere la specifica tecnica con quindi un riferimento a una norma, a una o più norme specifiche. Quando utilizziamo questa modalità, quando negli atti di gara utilizziamo un riferimento a una norma tecnica, dobbiamo sempre tenere presente il principio di equivalenza, cioè che possiamo accettare dei prodotti e dei servizi che sono conformi ad altre norme equivalenti. Adesso vedremo degli esempi che chiariscono un po' meglio questo elemento, ma sottolineo sempre sul principio di equivalenza una questione molto importante, e cioè che è sempre l'operatore economico che deve dimostrare l'equivalenza delle caratteristiche, dei requisiti ambientali del proprio prodotto rispetto ai requisiti che sono richiesti attraverso, per esempio, attraverso una norma tecnica dalla stazione appaltante. Quindi l'onere probatorio della equivalenza è sempre in capo all'operatore economico,
e ci sono state alcune sentenze in cui l'operatore economico è stato escluso dalla procedura di gara, perché pur avendo un prodotto poi alla fine conforme alle specifiche tecniche, però non ne aveva dimostrato appunto l'equivalenza. Allora, c'è sempre rispetto al principio di equivalenza, c'è una sentenza del TAR Emilia-Romagna da tenere comunque ben presente. In questa sentenza del 2018 c'era stato un problema, perché il bando di gara era un bando di gara per calzature come dispositivi di protezione individuale. All'interno del capitolato la stazione appaltante richiedeva, per quanto riguarda un aspetto particolare della calzatura, e cioè lo strato, diciamo uno strato all'interno della scarpa che serviva per assorbire l'energia di impatto, la stazione appaltante aveva scritto espressamente nel capitolato di gara che richiedeva scarpe con strato di lattice. Quindi in questo caso non aveva semplicemente indicato il requisito funzionale, cioè la funzione di assorbimento dell'energia di impatto, ma aveva proprio richiesto delle scarpe con uno strato di un particolare materiale, cioè con uno strato di lattice. È stato appunto escluso dalla procedura di gara un operatore che aveva proposto invece un altro tipo di materiale avente questa stessa funzione. Questo operatore aveva dimostrato che la funzione era esattamente la stessa, quella appunto di assorbire l'energia di impatto nella misura in cui era richiesta nel capitolato di gara, ma era stato escluso perché aveva dimostrato sì che era equivalente il proprio prodotto dal punto di vista del requisito funzionale, ma in realtà in quel caso la stazione appaltante aveva chiesto un materiale in particolare, quindi era scesa nel dettaglio del materiale che richiedeva. Quindi in questo caso il TAR Emilia Romagna non ha potuto far altro che diciamo annullare il bando, che era stato invece annullare la procedura di gara che era stata aggiudicata appunto all'operatore che aveva un altro tipo, che utilizzava nelle scarpe un altro tipo di materiale, perché nel capitolato era espressamente richiesto lo strato di lattice. Quindi sul principio di equivalenza occorre sempre fare attenzione, perché non può consentire, come dice la sentenza, il richiamo al principio di equivalenza, di distorcere l'oggetto dell'appalto al punto da permettere ai partecipanti di offrire un bene radicalmente differente, ovvero, come dice il giudice, un vero e proprio aliud pro alio, finendo così per rendere sostanzialmente indeterminato l'oggetto dell'appalto. Quindi se chiedete all'interno del capitolato un particolare materiale, poi non potete fare altro che aggiudicare al prodotto, all'offerente che offre il prodotto con quel materiale. Mentre invece se viene nel capitolato viene espresso soltanto il requisito funzionale, in questo caso l'assorbimento dell'energia di impatto, in questo caso l'operatore economico che avesse dimostrato l'equivalenza del proprio prodotto appunto poteva vedersi aggiudicata la procedura di gara. Allora, vediamo che cosa significa esprimere nei capitolati le specifiche tecniche con riferimento a prestazioni o requisiti funzionali. Vediamo due specifiche tecniche prese una dal CAM Arredi e una dal CAM Calzature. Allora, esprimere la specifica tecnica in forma di prestazione o requisito funzionale significa, ad esempio, nel 327 del CAM Arredi, plastica riciclata,
Dice il CAM: se il contenuto totale di materiale plastico supera il 20% del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica deve essere almeno pari al 50% di peso sul peso totale del prodotto. Quindi questo è un modo di esprimere la funzione, di esprimere la caratteristica prestazionale ambientale in questo caso della plastica riciclata. La specifica tecnica fa riferimento al prodotto finito, mentre nell'esempio successivo sempre una specifica tecnica che esprime una prestazione ambientale, ma è riferita questa prestazione ambientale ad un'altra fase, non al prodotto finito, ma a una fase del ciclo di vita del prodotto, e cioè la fase proprio della produzione. CAM calzatura, a proposito della domanda chimica di ossigeno nei reflui provenienti dai distretti conciari, ci dice che i reflui di conceria, quando vengono scaricati nelle acque superficiali, dopo il trattamento, deve avere una domanda chimica di ossigeno non superiore a 160 mg al litro. Quindi ci dà una prestazione, un requisito ambientale che riguarda una fase molto lontana, diciamo, del ciclo di vita del nostro prodotto, cioè proprio la fase della preparazione in conceria delle pelli. Qui invece un esempio di come si possono indicare le specifiche tecniche facendo riferimento a delle norme tecniche. Questo è una specifica tecnica del CAM Ristorazione sui requisiti degli imballaggi dei prodotti alimentari, ma potete trovare questo riferimento ai requisiti degli imballaggi in tanti CAM che sono stati pubblicati finora dal Ministero dell'Ambiente. Qui, come vedete, si fa semplicemente, non si danno delle indicazioni sulla prestazione ambientale dell'imballaggio, si fa semplicemente riferimento a delle norme tecniche, la UNI 13.427, 28 e 29 e così via. Quindi questa è una modalità per far riferimento, per indicare una specifica tecnica molto sintetica, cioè facendo riferimento a delle norme tecniche. Dell'onere probatorio dell'equivalenza che è in capo all'offerente, già lo abbiamo accennato prima. Qui il comma 8 però ci dice qualcosina in più, e cioè ci dice che l'offerente deve dimostrare con ogni mezzo appropriato che le sue soluzioni ottemperano ai requisiti richiesti. Quindi con ogni mezzo appropriato poi vedremo più avanti che cosa significa. Allora, anche qui, mentre il comma 8 faceva riferimento alle prestazioni, diciamo alle specifiche tecniche che sono espresse attraverso una prestazione, un requisito funzionale, comma precedente, il comma 7, anche in questo caso, anche quando le specifiche tecniche sono espresse nel capitolato ricorrendo a delle norme tecniche, anche in questo caso l'onere probatorio dell'equivalenza è sempre in capo all'operatore economico. Quindi anche quando il requisito ambientale è espresso ricorrendo ad una norma tecnica, l'operatore economico deve dimostrare che con ogni mezzo appropriato sempre che il proprio prodotto ottempera e è conforme in maniera equivalente ai requisiti contenuti in quelle norme tecniche. Sappiamo ovviamente, qui andiamo al comma 6 dell'articolo 68, che non possiamo indicare nei nostri capitolati di gara, non possiamo mai fare riferimento a marchi e brevetti, salvo alcuni casi eccezionali consentiti
dal codice dei contratti, in cui per descrivere l'oggetto, per descrivere le caratteristiche ambientali del prodotto, del servizio, dei lavori che la stazione appaltante intende cercare sul mercato, ricercare sul mercato, solo in quel caso, solo in cui non è possibile spiegare in maniera esaustiva e non abbiamo una norma tecnica di riferimento che ci aiuta a farlo, possiamo esprimere le caratteristiche ambientali del prodotto, del servizio, attraverso il riferimento a un scusate, a un prodotto già presente sul mercato, quindi un prodotto commerciale, un marchio commerciale. Ovviamente anche in questo caso si deve chiarire nei documenti di gara che è un riferimento che serve esclusivamente a determinare in maniera inequivocabile le caratteristiche ambientali del prodotto. Sull'articolo 69, le etichettature, farò soltanto un breve cenno perché c'è stato già un webinar sulle etichettature, ma allora innanzitutto che cosa ci dice l'articolo 69? Ci dice che, e questa è una rivoluzione diciamo rispetto al vecchio codice degli appalti, perché con il nuovo codice dei contratti pubblici le amministrazioni, le stazioni appaltanti possono imporre nei documenti di gara, quindi nelle specifiche tecniche, un'etichettatura specifica come mezzo di prova dei requisiti. Le etichettature che ci interessano per quanto riguarda i CAM sono le etichettature ecologiche. E che cosa dice l'articolo 69? Intanto che ovviamente le stazioni appaltanti devono sempre accettare etichette equivalenti come mezzo di prova. Ci dice poi che i requisiti contenuti nelle etichettature devono essere verificati prima dalla stazione appaltante, perché devono essere questi criteri contenuti nelle etichettature, criteri o requisiti ambientali contenuti nelle etichettature, devono essere connessi all'oggetto dell'appalto, basati su criteri oggettivi e verificabili e non discriminatori. Quindi dobbiamo essere sicuri che tutti i criteri contenuti all'interno dell'etichettatura che noi stiamo richiedendo al mercato sono sono anche proporzionati al valore dell'appalto e alla complessità dell'appalto. Quindi non dobbiamo richiedere un'etichettatura come mezzo di prova alla cieca, dobbiamo sempre andare a vedere il contenuto dell'etichettatura, ovvero i requisiti ambientali che sono indicati all'interno dell'etichetta stessa. Un'altra cosa che ci dice l'articolo 66 è che le stazioni appaltanti possono anche fare riferimento soltanto ad alcuni dei requisiti contenuti nell'etichettatura e non a tutti, e questa cosa la fanno anche diversi CAM del Ministero dell'Ambiente. Sull'equivalenza dell'etichettatura, delle etichette abbiamo già detto. L'unica cosa che voglio sottolineare è che per quanto riguarda le etichette, la possibilità per gli operatori economici di proporre un prodotto che ha un'etichettatura equivalente rispetto a quella che voi chiedete nei documenti di gara, è sempre utile che nei documenti di gara, nel disciplinare o nel capitolato, richiediate che gli operatori economici, nel caso in cui presentino un'etichettatura equivalente, indichino o alleghino proprio all'offerta di gara lo standard del protocollo dell'etichetta, quindi oppure semplicemente che indichino il sito web dove è pubblicato questo standard o questo schema di certificazione o di etichettatura equivalente, in maniera tale che la stazione appaltante può rendersi conto appunto dei criteri contenuti in questa etichetta equivalente, e in più l'operatore economico deve
specificare, deve sottolineare, evidenziare in qualche modo, quindi glielo dovete richiedere all'interno degli atti del capitolato del disciplinare, evidenziare quali sono le parti di questo standard, di questo schema di certificazione, di questa etichettatura, quali sono le parti che sono conformi, che sono equivalenti ai requisiti richiesti dall'etichetta indicata dallo stesso capitolato. Le etichettature equivalenti, ovviamente le etichette equivalenti devono comunque essere delle etichette che sono che hanno delle diciamo che hanno delle caratteristiche minime particolari, e cioè devono essere delle etichette che sono state costruite, quindi uno standard, un protocollo che deve essere stato costruito con un procedimento trasparente e condiviso da tutte le parti interessate, a partire dagli enti pubblici ai consumatori, ai produttori e così via. Devono essere accessibili a tutte le parti interessate, quindi non devono essere precluse a degli operatori economici, e in più devono essere i requisiti che contengono, devono includere requisiti che sono stabiliti dai terzi e sui quali l'operatore economico non può esercitare un'influenza determinante, quindi devono essere stabiliti da soggetti sui quali che devono essere indipendenti e sui quali gli operatori economici non possono appunto influire, esercitare un'influenza. Questo è un esempio di come i CAM del Ministero dell'Ambiente utilizzano le etichettature come mezzi di prova. Per esempio nel CAM arredo urbano indicano nel 422 nella specifica tecnica 422 sui trattamenti e rivestimenti superficiali, dice il CAM: i prodotti vernicianti devono essere muniti di etichetta Ecolabel o conformi almeno ai seguenti criteri stabiliti dall'Ecolabel: efficienza di uso, tenore di composti volatili e restrizioni di sostanze e miscele pericolose. Cioè, che cosa ci dice il CAM arredo in questa specifica tecnica? Ci dice che o il prodotto offerto deve avere un'etichetta Ecolabel, oppure l'operatore economico deve dimostrare con ogni mezzo appropriato che il proprio prodotto è conforme almeno a questi 3 criteri che sono contenuti nell'etichetta Ecolabel per gli arredi. L'altro esempio viene invece dal CAM edilizia, riguarda pavimenti e rivestimenti. Anche in questo caso il CAM fa riferimento al marchio Ecolabel come mezzo per provare la conformità dei prodotti offerti ai criteri indicati in questa specifica tecnica, oppure l'operatore economico, oppure anzi il prodotto, e quindi il produttore deve avere delle evidenze che dimostrino la conformità almeno a questi 4 criteri dell'Ecolabel: consumo e uso di risorse. Questo riguarda le estrazioni dei materiali naturali, quindi dei cava, consumo e uso di acqua, emissioni nell'aria, emissioni nell'acqua e recupero dei rifiuti. Queste nelle procedure di estrazione della materia prima dalle cave. Quindi, come vedete, si usano le etichette ambientali, come in questo caso il marchio Ecolabel, o in maniera, diciamo, o facendone riferimento in toto, oppure andando a individuare soltanto alcuni criteri che sono ritenuti ovviamente dal Ministero dell'Ambiente, sono ritenuti i più importanti per quel tipo di processo. Sono un po' in ritardo, scusate, vado un po' di corsa. Qui c'è un altro esempio che riguarda i materiali, il CAM sanificazione e strutture ospedaliere. In questo caso si fa interamente riferimento ai prodotti Ecolabel, cioè i prodotti carta tessuto forniti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo, quindi ovviamente o equivalente. Quindi in questo caso non si fa riferimento solo ad alcuni criteri del marchio Ecolabel, ma interamente a tutto il marchio.
Allora, quando si utilizzano le etichettature come mezzi di prova all'interno dei nostri capitolati, quindi come mezzi di prova, è come diciamo prassi generale, quello che si può consigliare alle stazioni appaltanti è di scrivere sempre i requisiti delle etichettature a cui si fa riferimento. Questo perché spesso gli operatori economici, alcuni dei quali non sono diciamo molto informati su questi standard, su queste etichettature, scusate sono andato sbagliato, su queste etichettature possono ricercare su internet delle informazioni relative all'etichettatura e magari sbagliare gli elementi riferiti ai criteri. Quindi è bene riportare, fare un copia e incolla, diciamo così, dei criteri contenuti all'interno delle etichettature del capitolato. Se qualcuno forse che ha acceso il microfono, prego magari di silenziarlo. Quindi questo è un modo per evitare che gli operatori economici facciano riferimento a dei criteri errati, perché magari trovano un'informazione non aggiornata sull'etichetta. Quindi per evitare qualsiasi tipo di controversia sull'etichetta è bene utilizzare questa modalità. L'onere probatorio nel caso in cui la stazione appaltante utilizzi una etichetta, come dicevo poc'anzi, l'onere probatorio nel caso in cui l'operatore economico o abbia un prodotto etichettato con un'altra etichettatura oppure non abbia una etichettatura specifica, l'onere probatorio ricade sempre sull'operatore economico. Nel caso in cui l'etichettatura è specificatamente indicata nel capitolato, l'offerente deve peraltro dimostrare che non è riuscito nei tempi previsti, diciamo, dalla procedura di gara, non è riuscito a ottenere una etichettatura quella richiesta o una etichettatura equivalente. Quindi deve dimostrare di non essere stato in grado, per motivi a lui non attribuibili, di ottenere questa etichettatura. Solo in questo caso la stazione appaltante accetta altri mezzi di prova idonea. Uno dei mezzi di prova che il codice in questo comma 3 dell'articolo 69 considera comunque appropriato e idoneo è la documentazione tecnica del fabbricante. Ovviamente devono essere contenuti all'interno di questa documentazione tecnica tutte quelle evidenze, quindi anche dei rapporti di prova di laboratorio che dimostrino appunto che i requisiti dell'etichettatura specifica richiesta sono conformi, diciamo, cioè che il prodotto è conforme a quei requisiti. Andiamo adesso a vedere come nella fase di selezione delle offerte in che modo la stazione appaltante deve diciamo, fare attenzione ad alcuni passaggi essenziali che sono ovviamente contenuti nei CAM. Vediamo l'articolo 82. L'articolo 82 richiama un po' quali sono i mezzi di prova, quindi rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova che le stazioni appaltanti possono esigere e che quindi gli operatori economici sono tenuti a presentare in sede di gara per comprovare appunto la conformità ai requisiti richiesti del proprio prodotto o del servizio. Allora, i mezzi di prova indicati dall'articolo 32 sono sostanzialmente di tre tipi. Sono i rapporti di prova, le relazioni o rapporti di prova di un organismo di valutazione della conformità, i certificati
e la documentazione tecnica del fabbricante che già abbiamo visto prima. I primi due ovviamente sono convalidati, sono rilasciati da organismi di valutazione della conformità, mentre il terzo è una documentazione tecnica che produce il produttore stesso e che non deve essere convalidata o validata da un organismo di valutazione della conformità. Qui vado avanti perché è stato oggetto anche del webinar di cui accennavo prima. Ovviamente tutti gli organismi di valutazione della conformità sono organismi che vengono accreditati da Accredia, che è il nostro ente italiano di accreditamento, e che vengono accreditati a norma del regolamento 765 del 2008, che come vedrete è citato in tutti i CAM. L'unica cosa che volevo sottolineare è che oltre ai rapporti di prova e ai certificati sono previsti da Accredia, è prevista da Accredia un'altra forma di valutazione di conformità, che è una forma particolare, è quella della ispezione. Adesso vedremo che cosa significa. Qui sono alcune note sul funzionamento di Accredia. Per quanto riguarda i rapporti di prova, quindi le relazioni di prova o rapporti di prova rilasciati dai laboratori accreditati, quindi da organismi di valutazione della conformità accreditati, sono dei rapporti di prova rispetto a dei requisiti richiesti appunto dalle specifiche tecniche che operano in conformità a questa norma ISO che vedete, la 17025. Quindi sono delle prove che devono avere, in base a questa norma internazionale, devono avere delle caratteristiche particolari per essere validi. La validità del contenuto, la validità e la certezza che le stazioni appaltanti hanno del contenuto dei rapporti di prova diciamo la validità e quindi l'assunzione di responsabilità tecnica rispetto al contenuto dei rapporti di prova è del dirigente del laboratorio. Quindi se ci sono degli aspetti non chiari, degli aspetti che non evidenziano appunto la conformità a quanto richiesto dalla specifica tecnica, va richiesto al dirigente di laboratorio eventualmente una integrazione o un chiarimento. Questi rapporti di prova, dicevo, devono essere, in base alla norma ISO che richiamavo, devono avere delle caratteristiche ben definite. Queste sono alcune, deve esserci la data di emissione del rapporto di prova, deve essere firmato ovviamente dal dirigente, ci deve essere un'identificazione univoca del numero della prova di laboratorio e così via. Ovviamente deve esserci l'identificazione univoca del campione, come è stato prelevato il campione e così via. Sono tantissimi gli aspetti che devono essere contenuti in un rapporto di prova, quindi sono sempre dei documenti che in fase di valutazione delle offerte non è semplice andare a verificare. Questo è un esempio di richiesta all'interno di un CAM, credo sia il CAM Ready, di un rapporto di prova. Come vedete, nella verifica del requisito richiesto, questo è per quanto riguarda emissioni di composti organici volatili, nella verifica si richiede all'offerente come mezzo di prova un rapporto di prova secondo una specifica metodica. Questo è un modo, trovate sempre il riferimento a una norma che deve essere sempre, diciamo, indicato nel CAM e quindi anche nei vostri capitolati, il rapporto di prova associato alla metodica che deve essere utilizzata per effettuare quella prova di laboratorio.
La seconda modalità che abbiamo visto, il secondo tipo di mezzo di prova, sono i certificati. Anche i certificati, come abbiamo visto, sono rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati a norma di questa ISO 17065 e i certificati possono riguardare i prodotti, i processi e i servizi, oppure i sistemi di gestione, in questo caso la ISO è la 17021 e le persone, quindi le competenze delle persone, cioè la ISO 17024. Tutti questi tipi di certificati li ritrovate all'interno dei CAM, quindi sono certificati che riguardano per esempio anche i sistemi di gestione ambientali, che sono uno dei criteri di selezione dei candidati che vengono richiesti in molti dei CAM. Le ispezioni, come dicevamo prima, non sono citate dall'articolo 82 come mezzo di prova, ma sono presenti in 2 o 3 CAM, in particolare nel CAM edilizia. Che cosa sono le ispezioni? Sono analoghi ai certificati che vedevamo prima, soltanto che sono rilasciati da organismi specifici, cioè organismi di ispezione e non da organismi di valutazione della conformità, e servono a verificare la conformità di prodotti o di servizi a dei requisiti ambientali, però sostanzialmente nella fase di esecuzione del servizio, del contratto. È una sorta di istantanea l'ispezione e fotografa lo stato di conformità di un dato prodotto o servizio in un preciso momento. Viene utilizzata, come dicevo ad esempio nel CAM edilizia, per dimostrare la conformità della fase di esecuzione, quindi di realizzazione delle opere durante appunto la fase dei lavori. In merito ai mezzi di prova, quindi a questi 4 tipi di mezzi di prova che ripeto sono la certificazione, i rapporti di prova, le certificazioni e le ispezioni, il Consiglio di Stato nel marzo del 2019 ha annullato un bando di gara, ha annullato una gara perché la stazione appaltante aveva consentito agli operatori economici di presentare una semplice dichiarazione della conformità del prodotto. Quindi non è possibile in sede di gara semplicemente far dichiarare la conformità del prodotto, ma occorre che diciamo, siano presenti, che siano diciamo, effettuati, che siano presentati dall'operatore economico i certificati o insomma i mezzi di prova, i rapporti di prova o relazioni di prova che vengono richiamati nel capitolato di gara. Questa ovviamente, se vi ricordate all'inizio, dicevamo che il TAR Veneto diceva che è sufficiente che la comprova della conformità del prodotto o del servizio alle specifiche tecniche può essere diciamo, valutata, verificata anche in fase di aggiudicazione provvisoria, cioè comunque prima del contratto. Quindi qui ancora c'è qualche elemento di incertezza su come gestire la richiesta dei mezzi di prova. Questo perché in alcuni casi, soprattutto per esempio nel CAM che riguarda gli arredi per interni, delle prove di laboratorio che sono richieste in quel CAM arredi possono essere anche impegnative dal punto di vista finanziario per gli operatori economici, e quindi le stazioni appaltanti devono fare attenzione al momento di quando richiedono appunto questi rapporti di prova. Di nuovo anche qua il TAR Toscana conferma quanto detto prima, e cioè che è inammissibile un'autodichiarazione del produttore in luogo dei certificati di conformità rilasciati da organismi riconosciuti come appunto richiesti dal CAM.
L'autodichiarazione del produttore, questo non significa che è inammissibile però la documentazione tecnica del fabbricante, che invece è disciplinata dal codice dei contratti, ma una semplice autodichiarazione della conformità del prodotto non è ammissibile. Ancora qui sempre segue il Consiglio di Stato sempre questa sentenza dell'aprile del 2019, tutte le specifiche tecniche devono essere comprovate, dice il Consiglio di Stato, e devono essere appunto puntualmente documentate. Quindi se non vengono prodotte dichiarazioni, certificazioni, rapporti di prova e così via, la stazione appaltante non può che escludere ovviamente il concorrente. Il TAR Veneto, allora questo l'ho anticipato prima, appunto il TAR Veneto diceva sempre in una sentenza che vedevamo prima, che appunto i mezzi di prova in una fase successiva all'aggiudicazione ovviamente deve essere è illegittima e quindi la stazione appaltante non può che poi appunto se questi mezzi di prova non vengono prodotti dall'operatore economico lo deve escludere, ma dice il TAR Veneto che è comunque però tenuta la stazione appaltante a controllare la conformità dei prodotti nella fase preparatoria dell'esecuzione del contratto, quindi prima della stipula del contratto. Questo è quell'elemento diciamo interpretativo ancora un po' sospeso che rimane sui mezzi di prova. Perché dice questo il TAR Veneto? Perché i mezzi di prova, questa documentazione, cioè i mezzi di prova, non attiene né ai requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, che quindi possono far escludere un operatore economico, né a criteri di valutazione delle offerte, cioè né a criteri di aggiudicazione che possono poi determinare l'aggiudicazione ad uno o l'altro operatore. Questo vado avanti perché sono un po' in ritardo, mi soffermo quindi sulla documentazione tecnica del fabbricante, che abbiamo detto essere l'altro mezzo di prova considerato assolutamente legittimo da parte del codice degli appalti, ma questa documentazione tecnica del fabbricante dobbiamo fare attenzione perché sono a volte dei documenti troppo sintetici che non dimostrano di fatto la conformità del prodotto o del servizio ai criteri richiesti, ai requisiti richiesti. Quindi va nei capitolati di gara, questo come prassi ovviamente non è un obbligo, ma è utile nei capitolati di gara indicare un indice, un contenuto minimo della documentazione tecnica del fabbricante che appunto permetta all'operatore economico di produrre una documentazione tecnica che sia sufficientemente esplicita e sufficientemente approfondita per consentire poi in sede di valutazione di consentire di verificare la conformità ai requisiti richiesti. Questo è un esempio di documentazione tecnica del fabbricante, cioè va richiesto proprio in base ovviamente a ciò che richiede il CAM, il criterio ambientale, però vanno richiesti i progetti, questo è per un dispositivo di protezione individuale, vanno richiesti i progetti dettagliati del dispositivo, accompagnati da note di calcolo, dai risultati delle prove relative ai prototipi, dai risultati di prove di laboratorio e quant'altro. Quindi deve esserci una descrizione di quanto occorre, di quello che è il processo produttivo, di quelli che sono le risorse utilizzate, le risorse energetiche e le risorse invece di materie prime utilizzate,
che insomma concorrono a descrivere in maniera approfondita il prodotto e il suo processo produttivo. Quindi il consiglio che si può dare è quello di inserire all'interno del capitolato di gara un indice minimo, quindi un facsimile o un indice, un contenuto minimo della documentazione tecnica del fabbricante che deve essere inserita. Questo credo che sia un esempio proprio da un capitolato, da un disciplinare che è stato di una gara della regione Friuli Venezia Giulia. Quando si parla di documentazione tecnica appunto in questo bando, il documento spiegava che nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio, in questo caso era sul contenuto di riciclato, la documentazione tecnica deve specificare la qualità di carta da macero impiegata in base alla classificazione della norma UNI, le relative quantità espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria e così via. Quindi vedete ci sono molti riferimenti di tipo tecnico che danno un'indicazione all'operatore economico di come deve scrivere e produrre proprio la documentazione tecnica da presentare. Passiamo adesso a tutt'altro argomento, e cioè ai criteri che trovate sui CAM che riguardano la selezione dei candidati. I criteri che trovate nei vari CAM attengono, siamo ovviamente nell'articolo 83 criteri di selezione e soccorso istruttorio, e riguardano la lettera C, i criteri di selezione dei candidati di cui alla lettera C del comma 1, cioè riguardano le capacità tecniche e professionali, ossia i CAM, soprattutto nella parte introduttiva, anzi sempre nella parte introduttiva dei documenti, indica spesso uno o due criteri di selezione dei candidati. Adesso vedremo quali sono. Quindi si tratta sostanzialmente di elementi che riguardano l'organizzazione dell'operatore economico, e in particolare requisiti particolari che devono possedere le risorse umane oppure l'esperienza dell'operatore economico rispetto a particolari diciamo, modalità di esecuzione del contratto. Vediamo quali sono in generale, quali sono alcuni esempi di criteri di selezione che troviamo nei CAM. Questo per esempio è il CAM tessile, e nel CAM sul tessile il criterio di selezione dei candidati è che l'offerente deve disporre di sistemi di gestione aziendale volti a attuare una due diligence per la gestione etica della catena di fornitura. Quindi il criterio di selezione dei candidati è che l'offerente deve avere, l'operatore economico deve avere un sistema di gestione in grado di gestire in maniera etica la catena delle proprie forniture. Le verifiche in questo caso sono diverse, non ci soffermiamo su questo perché questo aspetto riguarda i criteri cosiddetti sociali delle procedure di gara e che saranno oggetto poi dei webinar di domani e dopodomani. Solo per farvi capire quali sono nei vari CAM pubblicati i criteri di selezione dei candidati che troverete nei CAM, qui sulla sinistra vedete i CAM pubblicati del Ministero e sulla destra quali sono i requisiti di selezione indicati dal CAM. Nelle arredi per interni è richiesto un sistema di gestione ambientale, quindi un criterio di selezione dei candidati. I candidati devono possedere un sistema di gestione ambientale. I criteri sociali anche, che vedrete domani. Arredo urbano, ausili per incontinenza non contengono nessun criterio di selezione, mentre calzature, il CAM calzature contiene sistema di gestione ambientale, di nuovo le misure di gestione etica della catena di fornitura,
e anche altri elementi che riguardano i criteri sociali. Carta e apparecchiature elettroniche non contengono criteri di selezione, le cartucce contengono soltanto un elemento che riguarda il possesso di autorizzazioni per le attività di raccolto, trasporto e recupero e smaltimento delle cartucce per le stampanti. L'edilizia contiene sempre il binomio sistema di gestione ambientale e diritti umani, quindi criteri sociali, e questi sono gli altri che trovate nei vari CAM. Adesso non ve li racconto tutti, li potrete poi rivedere su queste slide. Per quanto riguarda il criterio di selezione dei candidati che abbiamo appena visto, cioè quello che si riferisce al sistema di gestione ambientale che viene proposto e indicato da molti dei CAM indicati, ribadisco che i criteri di selezione dei candidati non sono obbligatori perché non sono contenuti nell'articolo 34, quindi sono facoltativi per l'inserimento nelle procedure di gara è facoltativa per le stazioni appaltanti, ma per quanto riguarda i sistemi di gestione ambientali, l'articolo 87 ci dice che quando si richiedono quei sistemi di gestione ambientale, le stazioni appaltanti li devono richiedere a norma facendo riferimento alla norma, in particolare alla norma europea di ecogestione che è l'EMAS, oppure alla ISO 14001 che è, diciamo, l'equivalente norma internazionale. Ovviamente si possono chiedere anche certificati equivalenti, non è necessario, cioè nel caso in cui l'operatore economico dimostri di non essere stato in grado di ottenere questa certificazione per il sistema di gestione ambientale, qui ribadisce ancora una volta il codice che la stazione appaltante può accettare altre prove documentali. Queste altre prove documentali sono indicate poi all'interno, le trovate indicate all'interno dei CAM stessi. Solo questa sentenza del TAR per dirvi, scusate, sono un po' in ritardo, però allunghiamo di qualche minuto poi per le domande. Questa sentenza del TAR Lazio del 2018, ve la cito, è interessante perché una stazione appaltante aveva richiesto entrambi i certificati ISO 14001 e EMAS, e la registrazione EMAS. Quindi è stato annullato questo bando per violazione del principio di proporzionalità, cioè la stazione appaltante aveva chiesto insomma, troppi mezzi di prova per verificare uno stesso requisito, uno stesso criterio di selezione del candidato. Ovviamente la registrazione EMAS e la ISO 14001 non sono identici come sistemi di certificazione della gestione ambientale, ma vengono ritenuti comunque equivalenti. Articolo, adesso per quanto riguarda l'aggiudicazione, vediamo i due articoli sulla gestione, diciamo così, dell'offerta economicamente più vantaggiosa e su come utilizzare i criteri premianti che sono indicati all'interno dei CAM. Ovviamente i criteri di aggiudicazione e quindi i criteri premianti dei CAM, abbiamo visto che non è chiarissimo l'obbligatorietà dell'utilizzo dei criteri ambientali all'interno dei criteri di aggiudicazione dell'appalto d'offerta economicamente più vantaggiosa, però in sintesi dobbiamo tenerli in considerazione, quindi comunque un criterio di aggiudicazione di tipo ambientale deve essere inserito tra i criteri di aggiudicazione. Non tutti quelli previsti dal CAM, ma si può appunto fare riferimento a quei criteri ambientali e a quei criteri premianti. Si possono anche diciamo modificare, si possono definire in maniera anche più ambiziosa dal punto di vista del requisito ambientale.
Quindi sono dei criteri premianti, dei criteri che possono essere in qualche modo, sui quali la stazione appaltante può in qualche modo, diciamo, introdurre anche delle modifiche. In ogni caso i criteri di aggiudicazione ovviamente non devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva, quindi non devono essere richieste delle performance, per quanto ci riguarda le performance ambientali eccessive, e comunque anche loro devono essere sempre accompagnati dai mezzi di prova che vedevamo prima, quindi certificati, rapporti di prova, oppure documentazione tecnica del fabbricante, o anche ispezioni nel caso in cui ci siano appunto dei requisiti che possono essere soltanto verificati in sede di esecuzione del contratto. Sappiamo ovviamente i criteri utilizzati nell'offerta economicamente più vantaggiosa, cioè miglior rapporto qualità-prezzo e comparazione costo-efficacia. Alcuni, vabbè, vado avanti perché sappiamo che alcuni possono essere esclusivamente aggiudicati al miglior rapporto qualità-prezzo, vabbè, questo è ovviamente già noto, e sappiamo anche che sempre per l'articolo 95 al comma 4 che può essere in alcuni casi utilizzato il criterio del minor prezzo. Questo mi fermo un attimo su questo, perché per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate si può utilizzare a certe condizioni il minor prezzo. Quando aggiudicate a una gara al minor prezzo, ovviamente, come dicevo in apertura, vanno sempre comunque applicate le specifiche tecniche e le condizioni di esecuzione, perché queste due parti dei CAM sono sempre obbligatorie, quindi anche in caso di aggiudicazione al minor prezzo. Qui ci sono a titolo esemplificativo i criteri oggettivi rispetto ai quali è possibile aggiudicare l'appalto, quindi sono ovviamente citati due elementi che ci interessano per quanto riguarda i CAM, e cioè tra i criteri ci sono appunto i criteri ambientali, ovvero i criteri premianti indicati nei CAM, ma anche il costo, nella lettera C dell'articolo 95, il costo di utilizzazione e manutenzione, i consumi di energia e delle risorse naturali, le emissioni inquinanti, quindi tutti i costi delle esternalità ambientali, i costi delle mitigazioni degli impatti, che sono riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera. Finora questo costo diciamo sia di costi interni di manutenzione e utilizzazione che i costi esterni legati alle esternalità ambientali non ci sono in nessun CAM, ma è possibile introdurre un criterio di aggiudicazione costruendolo attraverso una valutazione appunto del ciclo di vita del prodotto e attraverso quindi un LCC del prodotto. Questo ovviamente sarà anche oggetto, come avete visto all'inizio, del quarto webinar che è in programma e che si soffermerà appunto su come si può costruire un criterio premiante facendo riferimento ai costi interni ed esterni del ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un'opera. Questi sono altri elementi, altri criteri di aggiudicazione citati dall'articolo 95 che ritrovate in alcuni CAM. Per esempio, la compensazione delle emissioni di gas a effetto serra è un criterio premiante che trovate all'interno del CAM veicoli e anche nel CAM servizi energetici. C'è un altro criterio di aggiudicazione indicato dall'articolo 95 che si riferisce alle qualifiche e all'esperienza del personale.
Questo gli unici CAM in cui trovate questo tipo di criterio di aggiudicazione è il CAM edilizia, che prevede che i progettisti, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi di progettazione, debbano avere una particolare esperienza appunto progettuale, una particolare qualifica, e poi anche ad esempio nel CAM illuminazione pubblica, quello che si riferisce appunto sempre alla progettazione degli impianti. Poi ci possono essere anche delle indicate nei CAM, in diversi CAM, delle condizioni di consegna particolare, ad esempio il trasporto dei prodotti o ad esempio ecco, anche nel CAM edilizia ci sono delle condizioni particolari di consegna e di trasporto dei materiali da costruzione in cantiere. Ecco, questo è un po' una carrellata di quali sono i criteri premianti indicati nei diversi CAM. Vado avanti sui criteri di aggiudicazione. L'articolo 96, ed è oggetto del webinar dedicato all'LCC, dice l'articolo 96, quando si definiscono dei criteri rispetto appunto ai costi del ciclo di vita, l'articolo 96 ci dice quali sono i costi di cui tener conto in questa analisi del ciclo di vita. Sono i costi diretti del consumo di energia, i costi di manutenzione, i costi di fine vita, ma anche e soprattutto della parte complicata dell'analisi del ciclo dei costi devono essere inclusi anche i costi imputati alle esternalità ambientali, ma non vi preoccupate perché appunto il webinar del 9 giugno sarà proprio dedicato a questo. Ci sono dei riferimenti normativi che ci aiutano nell'analisi del ciclo dei costi e appunto ne parlerete fra qualche giorno nel webinar dedicato. L'ultimo articolo che andiamo a vedere è l'articolo 100, condizioni di esecuzione dell'appalto, ma soltanto per dirvi che, cosa che molte stazioni appaltanti dimenticano di fare, che i requisiti per l'esecuzione dell'appalto sono le condizioni di esecuzione o clausole contrattuali che trovate in quasi tutti i CAM. Quando ci sono nel CAM, esse sono obbligatorie, quindi vanno necessariamente indicate nei documenti progettuali e di gara. La cosa che molte stazioni appaltanti dimenticano è di richiedere nel disciplinare di chiedere agli operatori economici di dichiarare di accettare questi requisiti particolari. Nel nostro caso ovviamente attengono a questioni di tipo ambientali, quindi sempre nel disciplinare va inserita anche un facsimile di dichiarazione per l'accettazione dei requisiti, delle condizioni di esecuzione dell'appalto, in particolare quelli appunto di tipo ambientale. Io mi fermo qui e scusate, sono andata molto mezz'ora, mi sono presa mezz'ora di tempo in più, quindi adesso un attimo che tolgo questa condivisione dello schermo. Ecco. E adesso appunto se c'è qualche domanda, se l'avete scritta nella chat, cerco di adesso datemi 2 minuti, magari non so come se comunica l'architetto Danavocino, per qualsiasi domanda inerente agli argomenti trattati potete scriverla in chat. Vi ricordo inoltre che in chat è stato copiato il link per scaricare il test valutativo. Quindi vi invito a cliccare sul link che ho inoltrato diverse volte e anche in questo momento. E per le domande l'architetto Vocino le leggerà se fossero presenti e risponderà ovviamente a ognuna delle domande. Ok, datemi solo un attimo, vedo se c'è qualcosa. Ovviamente prendete il la test parola. è solo per i regionali, quindi per gli altri enti non è necessario scaricare il test. Allora, mi pare che non ci siano domande, però potete
attivare il vostro microfono e eventualmente farle adesso in diretta se volete. È appena arrivata una domanda sulla chat che chiede Sì, che CAM obbligatori anche sotto i 40.000. Benissimo, sì, sono anche i CAM sono obbligatori anche sotto i 40.000 euro, cioè gli importi possono essere anche di 200 euro, gli importi di gara, e quindi sono sempre obbligatori. Vediamo se potete anche a questo Comunico punto... inoltre che i test andranno inviati all'email che già conoscete, che si chiama acquistiverdi@regione.fvg.it. Benissimo. Se qualcun altro vuole proporre anche un'osservazione, non necessariamente una domanda, quindi se qualcuno vuole intervenire, non so se anche vedo che c'è Cristiana Bobbio, anche se vuole intervenire è la benvenuta. Gli altri non li conosco, e quindi però insomma se avete voglia anche di fare qualche osservazione, siamo qua. Allora, sì, un'altra domanda: sono obbligatori anche per affidamenti diretti? Sì. In questo caso come si trattano? Allora, sono appunto obbligatori sempre, quindi le specifiche tecniche e le clausole contrattuali che sono indicate in tutti i CAM vanno sempre, e per qualunque importo e per qualunque forma di affidamento prevista dalla vostra procedura di gara, sono sempre obbligatori. Ovviamente, se la procedura di gara non è ad offerta economicamente più vantaggiosa, non ci saranno i criteri premianti, non ci sono criteri di aggiudicazione, perché l'unico criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, e quindi in questo caso non vanno integrati i criteri premianti. L'indirizzo di trasmissione del questionario è, qualcuno lo richiede, è acquisti verdi, tutto attaccato e senza punto, @regione.fvg.it. Le slide sì, vengono inviate ai partecipanti. E di nuovo un'altra domanda: chi verifica che le stazioni appaltanti inseriscano i CAM nella documentazione di gara, e quali sanzioni in caso di inottemperanza? Allora, al momento è partito un osservatorio da parte dell'ANAC, un osservatorio diciamo sugli appalti pubblici, che quindi va a verificare anche la osservanza della integrazione dei CAM nei bandi di gara. In più la Fondazione Ecosistemi, insieme alla Lega Ambiente, ha già da un anno istituito un osservatorio degli appalti verdi, che va un po' a valutare, verificare quali sono diciamo le conformità rispetto a questa normativa. Nessuno però ovviamente non ci sono al momento sanzioni in caso di inottemperanza, non sono espresse all'interno del codice degli appalti, ma l'unico problema è che se la stazione appaltante non inserisce nei documenti di gara i criteri ambientali minimi, ovviamente il bando di gara è suscettibile di essere annullato, perché se ci dovesse essere un ricorso per qualsiasi motivo, ovviamente il giudice si accorgerebbe, diciamo così, dell'assenza dei criteri ambientali minimi, o comunque dell'aggiudicazione a prodotti e servizi che non sono conformi ai CAM. Quindi questo è il problema della conformità a questa normativa. Chiedo scusa all'architetto Vocino, solo per rispondere a tutti quanti in via preventiva per quanto riguarda le slide saranno disponibili sul sito della Regione oppure all'email che vi abbiamo comunicato sia io sia l'architetto Vocino.
su richiesta. Allora, qui un'altra persona mi chiede, nel caso di acquisto di una sedia, ad esempio, cosa devo chiedere all'operatore economico? Allora, nel CAM arredi per interni, intanto lei deve decidere la sedia di quale materiale la vuole, quindi se vuole una sedia in legno deve andare sul CAM arredi e inserire nel capitolato di gara il criterio, la specifica tecnica che riguarda il materiale in legno, no? Se invece lei vuole comprare una sedia, vuole acquistare una sedia in plastica, per esempio, deve indicare nel capitolato di gara che la sedia deve avere, che la plastica con cui è prodotta la sedia deve avere un contenuto minimo di riciclato, che è quello che è indicato nel CAM, nella relativa specifica tecnica. Quindi ovviamente i CAM all'interno contengono molte specifiche tecniche, non tutte le specifiche tecniche vanno applicate perché dipende dal tipo di prodotto che voi intendete acquistare. Nel caso di affidamenti diretti non farò un capitolato. Si scrive nell'oggetto dell'appalto la caratteristica della sedia, quindi si dirà la gara prevede l'acquisto di una fornitura di 2 sedie, una sedia di legno con le caratteristiche e deve indicare nell'oggetto della gara la caratteristica della sedia stessa, quindi quella stessa specifica tecnica di cui parlavamo prima. Forse magari è meglio se a questo punto, visto che le domande sono riferite a questi aspetti qua, potete anche prendere la parola. Basta attivare basta che attiviate il vostro microfono. Se c'è qualcun altro, potete prendere la parola. Sì, prego. Scusi, buongiorno. Una specifica. Se richiedo diciamo, le certificazioni ambientali come requisito tecnico proprio del soggetto, cioè quindi prima di esaminare l'offerta tecnica, cioè chiedo come requisito di qualificazione del soggetto, l'iscrizione, per esempio la certificazione EMAS. In questo caso se il soggetto non ha la certificazione, posso escluderlo? No, perché il codice degli appalti le dice che appunto nel caso in cui il soggetto non è stato in grado di ottenere la certificazione deve presentare delle prove documentali che dimostrino che l'operatore economico è in grado, per esempio nei casi del sistema di gestione ambientale, è in grado di gestire in maniera sostenibile l'appalto, no? L'appalto. Ok, quindi è sufficiente che dimostri comunque... Sì. Se non ha la certificazione deve dimostrare di essere in grado. Come fa a dimostrarlo? Deve allegare all'offerta delle prove documentali. Nei diversi CAM, quando viene richiesto questo criterio di selezione dei candidati, sono anche spesso indicate, non sempre, però sono spesso indicate le prove documentali che devono essere presentate. Ok, perfetto, grazie, scusi perché non era chiarissimo questo aspetto. Grazie. Grazie a lei. Vediamo se c'è qualche altra domanda, qualche altro dubbio. Non so se c'è Barbara Taurian qui tra di noi o Nicolò, forse non è potuto tornare. No, Nicolò purtroppo è impegnato su uno steering committee, quindi non può essere qua. Benissimo.
Ovviamente vi ricordo a tutti che comunque per fare anche altre domande che vi dovessero sorgere poi dopo la chiusura di questo webinar, potete sempre scriverci all'indirizzo che vi abbiamo dato, cioè sempre acquistiverdi@regione.fvg.it. Barbara, se sei d'accordo, vedo che non ci sono altre domande, quindi direi di chiudere questa sessione del webinar. Ovviamente vi invitiamo anche ai prossimi webinar, quelli di domani e dopodomani sui criteri sociali e quelli del 9 giugno sull'LCC, quindi sull'analisi del ciclo dei costi, che sono due elementi fondamentali ovviamente per costruire in maniera corretta le vostre procedure di gara. Io a questo punto, Barbara, ringrazio tutti per la partecipazione e aspettiamo anche altre domande via mail. Grazie a tutti. Salve, sono Laura Sorge, ribadisco soltanto che sarà presente la registrazione del presente webinar sul sito della Regione, per cui se aveste avuto qualche problema di connessione o comunque di audio potrete rivedere il webinar in diretta. E per quanto riguarda le slide, appunto, come precedentemente detto, saranno disponibili sia sul sito che su richiesta all'indirizzo che vi ha appena detto l'architetto Dana Vocino. Bene, vi ringrazio, grazie a tutti e ai prossimi webinar. A presto.